Il corso è una lingua che non parlava mica da più, ma che era assai presente in famiglia, era assai presente in paese e anche in una città come Ajaccio, perché Bapo mi portava presso. Dunque e parlava assai con la gente di anni e io stavo assente. È stata la lingua perché ci sono state le canzoni quando era più e chi dunque come dice la radio su da una certa maniera questo ambiente qui ha nutrito il cervello senza che mi abilissi, è stato un affare incosciente, la lingua d'adesione quando ho visto esce a rigiro, dunque per me è stata pariata molta prova, ho visto che il corso di poi a scrivere, boh, e ho cominciato a fare studi corsi in Nicchisi, un anno non so a 74 prima che il corso fosse ufficiale, dunque il corso alla scuola non mi ha fatto, se non è quell'anno in Nicchisi, proprio più tardi viene inteso. Ma andare a portare in giro per me è stata come dice radio, come un miracolo, come un teatro di Arimigna, mica Arimigna, ma io Arimigna, posto che all'epoca approntavano Arimigna, dunque mi interessavo culturale e a un momento dato ho scritto un parzo quasi che naturale, diciamo, di 11. C'è la poesia cantata, avete inteso, c'è un che mi risponde alla corrente, c'è un fatto che cantava di noi, e che dunque ho fatto, ciò che mi ha fatto passare la poesia in noi, mi la bega va con rinculo, ho fatto che non ho scritto corto, e dunque mi camprosa, c'era una specie d'accolta, di concolta zeppa di senso. E dunque questo aspetto qui di concogliere un senso, un po' che parole, mi piace, mi è piaciuto. Beh, c'è da dire che boh, ho scritto, a me mi è sempre piaciuta la letteratura, poi cantava, e dunque cantava di queste canzoni, e prendere canzoni di iscritti. E dunque gli iscritti mi sono visto che c'era una concolta zeppa di senso un po' che parole, che la cipugliai, secondo gli iscritti era di qualità. Dunque, quando era già partito il giro, mi ricordo quantunque poesia neve detta da Chiosi, che mi era piaciuta assai. E dopo la Giulietta non ti rigiro, poi dopo ho scoperto le scritture nuove, Fusina, Tierra, all'epoca. E mi sono visto che la lingua corsa pure di tante cose, sia in forma tradizionale, sia in forme nuove. E dunque come in più avevo fatto gli studi letterari, chi in studi letterari aveva lavorato lo surrealismo, dunque certe forme mi sono piaciute subito, ecco, è così che l'ho fatto la zingu. Non sono mica se là c'è una priorità, è un po' secondo l'ispirazione, secondo il titolo, quando la mia un'idea, cioè che scrivi, dunque è un po' come di qualcosa che mi viene di colpo, dunque di regola non è mica prevista campionanza, dunque non è mica una programmazione di scrittura. Ora ciò che risorte da questa scrittura, i primi tempi è piuttosto poesia pezzettini, posso dire, maestro di scuola, dunque era qualcosa che mi aiutava nel mio lavoro e che in più mi piaceva. Boh. Dopo è venuta un'ispirazione più personale, non un luogo, non c'è tempo che passa, forse di più di tempo che passa. E poi diciamo che se lo si può qualificare, diciamo ciò che scrivo, c'è di nuovo diversa città, un luogo visto in un'altra maniera, un luogo visto dove ci sta più gente, ecco, la città, la solitudine, né illusione né delusione, ecco, forse non so se l'età di maturità, ma una visione di cose con diciamo, un certo riculo, è normale di parte con i pochi limiti nella sacchetta, né? Purtroppo cioè, metterci la roba che nutrisce vero, anche i limiti nutriscono, ma poi non mica nutrisce sempre. Un realismo, diciamo, da mia scrittura, sarebbe piuttosto, perché parto da un'idea personale che da una certa maniera abbiamo fantasticato un po' il passato e la bene.
Dunque è forse una volontà di presa di distanza si prima sborri di un collettivo. Né? Dunque forse che arradicandosi di maniera più fonda vuole personale, cioè che lui cerchi di azzingarsi alla realtà come la può essere e mica come morire che la fossi. Nota incrinata. Un violino a zezzo cappia verso il ritroso. Oh, quanto è l'umera dolce in prima sera quello zighizzon di innamorati. Ricordati, tu dici che sempre noi a sta musica accendi l'alba di rusa, a chi lasciato mai, tu, tra me e me.